e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Prima seduta del nuovo Consiglio regionale del Veneto, iniziata ufficialmente la 12ª legislatura e la coalizione di maggioranza si è dimostrata compatta nel votare Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, eletto alla prima chiamata con 34 voti. Stessa unanimità per il vicepresidente Francesco Rucco. Anche l'opposizione ha espresso compatta la scelta di Andrea Michalizzi per i ruoli di segretario, Jacopo Maltauro per la maggioranza e Anna Maria Bigon per la minoranza. Zaia subito al lavoro per convocare la seduta di presentazione del programma elettorale di Alberto Stefani, scusate il gioco di parole, il prossimo 18 dicembre. Ma Zaia ha anche aggiunto nel suo discorso di insediamento alla presidenza del Consiglio qui a Palazzo Ferrofini che non voterà alcun provvedimento perché vuole essere presidente di garanzia per tutta l'attività che si svolgerà in assemblea. Ha tenuto 34, 34 e 34, era ovviamente un rischio andare al primo voto perché sapete benissimo che il primo voto richiedeva la maggioranza qualificata, mentre da domani sarebbe bastata la maggioranza, una maggioranza diversa, quindi non più 34 voti. Questo è stata la nostra scelta, eravamo sicuri della maggioranza, di una compattezza della maggioranza e poi si è verificato nei fatti. Un bel impegno anche perché il Presidente del Consiglio regionale organizza, coordina i lavori e il programma di quello che è l'Assemblea regionale. Ricordiamo ai Veneti che il Consiglio regionale è il luogo nel quale si fanno le leggi per i Veneti, quindi è una bella emozione ma anche una bella responsabilità. È un'assoluta novità, il Presidente del Consiglio che non vota i provvedimenti mutua quell'esperienza nazionale della Camera e del Senato dove il Presidente figura terza e penso che questo sia una garanzia per i lavori, per tutti i consiglieri, iniziare dalle minoranze, dall'opposizione che sanno di avere come loro interlocutore il Presidente del Consiglio regionale che saprà rappresentare tutti. Come ha dichiarato il Presidente del Consiglio, è stata una scelta concordata con me, abbiamo voluto in questa campagna elettorale lanciare un nuovo stile, no polemiche, no provocazioni, dialogo e confronto e quindi questa scelta va in questa direzione. Le prossime ore sarò già a Palazzo Balbi, quindi continuerò il mio lavoro, adesso mi dirigo nel Palazzo della Giunta per completare le ultime operazioni e per ovviamente continuare il lavoro per il Veneto e per i Veneti. L'unico colpo di scena di questa prima seduta del Consiglio regionale del Veneto è stata la decisione della consigliera leghista Sonia Brescaccin di aderire al gruppo misto, ma ha garantito lealtà al presidente Stefani e al suo partito, la Lega. Consigliera, una decisione personale quella di aderire al gruppo misto? Sì, una decisione personale, rimango nella maggioranza, do il pieno sostegno al Presidente Stefani e alla maggioranza nel rispetto del voto degli elettori e quindi del mandato elettorale. Ma perché non ha avuto l'incarico di assessore o non c'entra nulla? No, non c'entra, con 30 anni quasi di esperienza politica è chiaro che gli elettori ti eleggono alle elezioni regionali per diventare consigliere e non assessore regionale. È la persona che fa i ruoli, non il ruolo che fanno la persona? Ma questo è scontato, ho visto delle patacche in giro.